Cerimonia di consegna da parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte di un congruo numero di mascherine che vengono devolute al centro emodialisi Ippocrate del villaggio Mosè. Abbiamo qua il presidente Giovanni Celauro, ecco, che simbolicamente consegna le mascherine al direttore sanitario del centro, il professore Carmelo Lodico. Allora, Presidente, come mai è nata questa idea? Diciamo che i Lions hanno come motto il "we serve", cioè noi serviamo. E in momenti brutti come questi, dove il coronavirus ci costringe alla forzata inattività, il coronavirus ci costringe a stare chiusi in casa o comunque a vivere in mezzo a tante precauzioni, anche noi non ci fermiamo, continuiamo. A questo proposito io sento il dovere di portare il saluto del nostro presidente di zona, il dottore Carmelo Vitello, che sarebbe dovuto essere qua stamattina, purtroppo improvvisi e interrogabili impegni l'hanno costretto ad assentarsi. In ogni caso lui è presente qua assieme a noi nello spirito, perché partecipa come noi a questo tipo di attività. Come mai il centro dialisi? Ma perché c'è l'iniziativa di Salvatore Tuttolomondo, nostro socio, il quale ci ha manifestato questa necessità. E dove c'è la necessità di un bisogno, di un aiuto, eccetera, i Lions ci sono pronti qua a spendersi per aiutare gli altri, per espletare la propria attività di servizio a vantaggio di chi ne ha bisogno e comunque ci richiede. Dottore Tuttolomondo, e allora ci è sembrato di capire che l'iniziativa è partita da una sua idea. Sì. Ecco, ci vuole spiegare che cosa è successo? C'è stata una specifica richiesta? Sì, praticamente è successo questo, che noi già in dialisi, come ha fatto il nostro direttore sanitario, quando me lo dico, abbiamo tutti i pazienti che sono già con le mascherine, al momento vengono a essere bonificati, diamo i guanti e quant'altro per dicendo. Quindi c'è la massima protezione all'interno della struttura. Io ho visto che c'erano alcune persone che per problematiche inerenti al fatto che non potevano trovare le mascherine o in alcune parti erano a prezzi estremamente esosi, e alcune persone mi avevano chiesto delle mascherine da portare a casa. Allora io mi sono fatto promotore di questa situazione, ne ho richiesto anche il consenso del nostro direttore sanitario, dottor Lodico, che ha dato l'ok, così ho trovato anche dalle porte aperte nel Lions Club, in questo caso nelle veci dell'amico mio, il quale praticamente mi ha dato le porte aperte per comprare delle mascherine e dare ai pazienti dopo che finiscono dalla dialisi, per poterle usare tranquillamente nello stato civile. E chiaramente in questo contesto le due cose essenziali che dobbiamo portare avanti sono l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Ecco, per il distanziamento sociale io faccio di tutto per farlo capire ai pazienti, che deve essere sempre attivo e presente ogni giorno della loro vita. Per le mascherine questo è un piccolo dono che praticamente a loro servirà per la giornata, per quello che devono fare. Professore Lodico, e allora questo è un regalo inaspettato, ma quanto può essere importante la mascherina di questi tempi? La mascherina è fondamentale per quanto riguarda la trasmissione della malattia. Con ciò voglio ringraziare il dottor Tuttolomondo e il presidente Lions Club. È stata una bellissima idea, perché serve principalmente per non infettare gli altri. I pazienti in dialisi, già noi li proteggiamo, loro uscendo dalla dialisi non hanno questa protezione, verso i familiari e verso i conoscenti. Queste mascherine hanno un'utilità estrema. Infatti l'uso delle mascherine ha, diciamo così, attenuato l'efficacia malefica del virus. Io vi ringrazio ancora di questa collaborazione, in nome anche dei pazienti di dialisi e di tutta la direzione amministrativa del centro dialisi. Grazie.